Troppo. E a proposito degli operai al lavoro, oggi 1° maggio, festa dei lavoratori, al Quirinale la cerimonia con il Capo dello Stato Mattarella che ha evidenziato l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nadia Zikowski. Ogni incidente ha un costo, umano anzitutto, morale, sociale, economico. Supera di gran lunga quello di ogni attività di prevenzione e difesa. Insiste sulla sicurezza il Capo dello Stato in questo 1° maggio che già 2 giorni fa a Udine aveva dedicato a Lorenzo, il ragazzo morto durante un tirocinio. Propone un patto tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche per combattere un flagello che sconvolge troppe famiglie e umilia le imprese. È una sconfitta, dice, per chi vede la propria attività sfigurata da queste morti. Il lavoro è strumento di progresso e di affermazione delle persone, non un gioco d'azzardo potenzialmente letale. Le aziende non si facciano tentare dalla riduzione dei costi per la sicurezza, raccomanda il Capo dello Stato quando torna sul tema della ripresa, frenata da una guerra che definisce insensata quanto inattesa. Il costo della ripresa non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro. Abbiamo saputo affrontare la pandemia, scoraggiarci ora davanti a un tornante della storia è un atteggiamento sterile il ragionamento. Non sono consentite pause nell'impegno per la ripresa né errori, un cammino non privo di sfide come quella dei rincari. Dobbiamo guardare alle famiglie, ma contro ogni scetticismo, aggiunge, un risultato positivo per la nostra economia è alla portata. E per la festa dei lavoratori, CGIL e CISL UIL oggi ad Assisi, no alla guerra e impegno per i diritti, dicono l'inviato Giampiero Scarpati.